Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Qualche sussulto inizia ad apparire sul nostro territorio dopo un lungo periodo di alta pressione e direi che dopo una perturbazione che attraverserà il nostro territorio nella giornata di venerdì dispensando delle precipitazioni specialmente sui settori settentrionali, in particolare quelli occidentali, con quota neve prossima anche alle aree pianeggianti e soprattutto sull'area del Cuneese e appunto delle Torinese, mentre sul nord-est poche saranno le precipitazioni, ancor più al centro-sud tornerà nuovamente l'alta pressione a farsi sentire, seppur un'alta pressione non molto forte. Infatti con la mappa qui a fianco a me è una mappa rivolta a sabato, notate alta pressione con la lettera H che riabbraccia il Mediterraneo. Per quanto riguarda il nord-est avremo un fine settimana caratterizzato da parecchie nubi in transito, qualche debole fenomeno sulle zone montuose tra sabato e domenica, ma si tratterà di fenomeni veramente scarsi. Attenzione invece alle foschie e alle nebbie. In linea di massima dunque avremo un weekend in cui parecchie saranno le nubi in transito, anche se come dicevo con fenomeni non intensi, e sarà da capire un po' la linea di tendenza in vista del Santo Natale, quando sembra che il vortice polare sia destinato a scendere un po' di latitudine lambendo anche il nostro territorio. Con ora detto tutto, auguro a voi tutti un buon fine settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.